Parliamo di qualcosa che a me sta molto a cuore, la paura. La paura è uno dei temi più importanti di questo periodo, anzi potremmo dire che la paura sia entrata a gamba tesa nella nostra quotidianità, soprattutto da un anno a questa parte. E dobbiamo tutti farci conti in un modo o nell'altro, che si parli del Covid o di qualsiasi altra cosa. Come possiamo reagire nei confronti del Covid o comunque nei confronti di tutte quelle cose, di tutti quei problemi, di tutti quei rischi che suscitano in noi paura? Quindi in realtà la domanda che vi pongo è: cosa ne dobbiamo fare di questa paura? La tematica della paura per me è molto importante ed è per questo che gli ho dedicato un libro, Nuda Errante. Ecco, Nuda Errante infatti è un romanzo filosofico sulle paure. E quindi la domanda: cosa ne dobbiamo fare di questa paura che noi abbiamo? Cioè, pensiamo al Covid, lui è là fuori, immaginiamocelo pure fuori da casa nostra, no? E il mondo da un anno a questa parte lo sta combattendo in un modo o nell'altro. E noi che siamo dentro la nostra casa, cosa possiamo fare? Possiamo agire sulla nostra percezione del problema. Possiamo quindi vivere il problema in modo funzionale, qualcuno direbbe, o possiamo viverlo in maniera disfunzionale. Possiamo quindi passare la giornata, per esempio, a leggere le notizie che parlano delle morti, che parlano di come il mondo lo stia affrontando male, oppure possiamo spegnere i mezzi di comunicazione, possiamo smetterla di guardare in maniera assidua Facebook e dedicarci a quelle attività che invece ci portano del bene, ci fanno stare bene. Martellarci la testa con pensieri negativi inerenti al problema non risolve il problema, anzi l'unica cosa che ci porta è di ingigantire questo mostro, questo problema ai nostri occhi. Non è che noi siamo migliori perché pensiamo tutto il giorno al Covid. Quindi la cosa migliore che possiamo fare per noi stessi, davvero, è quella di accettare l'esistenza del problema, ma poi lasciarlo lì, o almeno dedicargli il tempo necessario per affrontarlo nel modo giusto, però poi dire, bene, a te dedico questo tempo, dedico queste energie e poi il resto della giornata, il resto del mio tempo lo dedico ad altro, lo dedico a qualcosa che mi fa bene. Vi faccio un esempio su di me. Io la scorsa settimana ho comprato una tastiera, una pianola, una tastiera abbastanza buona, valida, diciamo, perché ho deciso di imparare a suonare il pianoforte. Era un'esigenza che sentivo già da settembre. E io sul momento ho pensato, caspita, c'è il Covid, non posso uscire di casa, quindi non ho l'occasione, non ho la possibilità di andare da un maestro, esercitarmi, fare tutte quelle cose normali che si mettono in atto per imparare a fare qualcosa, in questo caso imparare a suonare il pianoforte. E allora io cosa ho fatto? La scorsa settimana ho detto, porca miseria, ma non è che la mia vita deve stare in stand-by perché c'è il Covid. È da un anno che c'è il Covid e probabilmente questa cosa non se ne andrà. Dobbiamo imparare a conviverci. Allora cosa faccio? Non imparo a suonare il pianoforte per questo, però allo stesso tempo ho pensato che per imparare a suonare Madama Doré, porca miseria, posso farlo anche da sola. Internet è piena di tutorial, YouTube è pieno di tutorial che insegnano ormai come fare tutto. Quindi cosa ho fatto? Ho preso la decisione, sono andata a comprarmi la tastiera ed è da una settimana che ho iniziato a esercitarmi per imparare a suonare Madama Doré. Non è che ci voglia una laurea, posso farlo anche io da sola a casa. Ecco, ma questo per dirvi che ogni giorno può diventare un'occasione per coltivare noi stessi, le nostre passioni, i nostri talenti
ed è così che affrontiamo il problema, diventando forti a livello fisico e a livello psicologico. Ma il Covid continua a esserci. Che io rimanga sul divano a logorarmi di pensieri negativi o che io inizi invece a fare qualcosa di positivo per me. Io sono stufa di pensare che il cambiamento possa iniziare da domani, perché quando la situazione si sarà risolta, e io ho fede in questo, quando la situazione si sarà risolta, non ho assolutamente intenzione di guardarmi indietro e dire ho buttato nel cesso un anno della mia vita. No, io voglio guardarmi indietro e poter dire ho passato un anno pieno di cose belle, di piccoli traguardi che sono riuscita a raggiungere ogni giorno. Noi abbiamo un grande potere, possiamo educarci, possiamo avere il controllo dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. Possiamo scegliere. Noi, vedete, soprattutto in questi giorni non si fa altro che parlare di libertà, libertà di espressione, libertà di qua, libertà di là. Allora, una delle grandissime libertà che noi abbiamo e che avremo sempre è quella di poter pensare quello che vogliamo. I nostri pensieri non ce li può togliere nessuno. Le nostre emozioni, quello che proviamo, sono nostre. Possiamo averne il controllo, possiamo quantomeno fare di tutto per educarci bene. Ora noi possiamo scegliere di affrontare in maniera funzionale la nostra paura, questi problemi che ci saranno sempre. Oggi sarà il Covid, domani sarà qualcos'altro. Prima del Covid avevamo comunque delle vite stressatissime, perché eravamo comunque pieni di problemi. La nostra vita sarà sempre piena di problemi. Allora la cosa migliore che possiamo fare, il più grande regalo che possiamo farci, è imparare a gestire la nostra attitudine nei confronti del problema. La cosa meravigliosa, la cosa veramente bella è che tutti noi possiamo intervenire sulla rappresentazione che abbiamo del problema. Noi possiamo fare tantissimo nello spazio che ci è stato dato. In questo momento, certo, abbiamo dei vincoli che sono più importanti rispetto a quelli di un anno fa. Però i veri limiti sono qua dentro. La vera espressione di libertà è quella di affrontare la nostra vita nel modo migliore possibile per noi stessi. Ripeto, stare sul divano a logorarci di pensieri negativi non aiuta nessuno, non risolve il problema, ci fa stare male. Allora chiediamoci, il modo in cui sto affrontando la mia paura è funzionale alla mia vita? Perché se la risposta è no, allora abbiamo già trovato qualcosa sul quale intervenire. La nostra attitudine. Ed è una cosa importante, ma allo stesso tempo bellissima, perché scopriamo di avere in mano un grande potere, di avere un qualcosa sul quale poter agire. Non siamo passivi, non siamo costretti alla passività come pensiamo. Noi possiamo fare tanto, è nostra responsabilità. Scopriamo di avere in mano una grande responsabilità e una grande libertà. È bellissimo, perché in tanti stanno cercando di convincerci del contrario. Chiedetevi come mai tante persone spingono sulla paura, perché la paura può essere una leva per farci agire come vogliono loro. Noi abbiamo la libertà di scegliere le motivazioni che muovono il nostro agire. E io non ho intenzione di agire sulla base delle mie paure. Come non accetto che la mia paura possa diventare un domani una leva messa in mano ad altri per farmi agire. Fate in modo che le vostre azioni non siano delle continue reazioni alla paura. Possiamo vivere
Non dico senza paura perché la paura è comunque funzionale alla nostra vita. Il messaggio che vi voglio dare non è che bisogna vivere senza paura, perché la paura è funzionale alla nostra vita. Il mio messaggio è: impariamo a gestire in maniera funzionale questa paura, perché non diventi bloccante. E mettiamo in atto veramente e nel concreto la nostra libertà, cioè sentiamoci liberi di scegliere, per esempio, in che modo interpretare e vivere i nostri problemi. La nostra interpretazione della realtà è fondamentale, determina il modo in cui poi la viviamo, determina le nostre scelte. Ecco, nell'educarci, nel decidere come affrontare le nostre paure, ecco, lì si gioca tantissimo della nostra libertà. Cioè, pensate che anche in questo momento io sto affrontando una delle mie paure, che siete voi. Io ho paura di mettermi davanti alla cinepresa, diciamo così, per fare questi video. Però è anche vero che io stamattina mi sono chiesta, ho intenzione di farmi vincere dalla paura? Ecco. È più importante comunicare questa emozione, questo sentimento, questo pensiero che ho dentro di me a chi mi segue, o rimanere nel mio cantuccio, nel mio angolino di comfort zone e andare avanti così? Ecco, in quel momento io ho deciso di in qualche modo superare la mia paura o quantomeno di affrontarla e mettermi qua davanti, perché secondo me avevo qualcosa di bello da dirvi. Volevo dirvi qualcosa che a suo tempo io mi sono sentita dire da delle persone che per me sono state molto importanti, e volevo trasmettervi questo qualcosa perché secondo me mi ha aiutato ad andare avanti e è quel qualcosa che in questo momento mi aiuta anche a vivere in un certo modo la mia quotidianità. Io non vi dico tutte queste cose perché sono una persona superficiale e non mi rendo conto che stiamo vivendo una situazione grave o pericolosa o difficile, tutto quel che volete. Assolutamente no, io sono assolutamente consapevole che la situazione è quella che è e io non vi sto dicendo nemmeno che sia facile, io lo so che è difficile, lo è per tutti. Ma questa non deve essere una giustificazione per rimanere fermi, passivi, per farsi sottomettere dagli eventi. Io decido di vedere il problema per quello che è, cioè un'opportunità particolarmente sfidante per superare i miei limiti. Io lo interpreto così, io decido di vedere il problema in questo modo. E questo modo di approcciare il problema mi spinge ogni giorno a fare qualcosa di buono per me stessa e per gli altri, per le persone che mi stanno intorno. Grazie. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine del video. Era particolarmente lungo, soprattutto rispetto ai canoni che ci sono oggi. Vi ringrazio. Alla prossima.